La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca. Grazie mille a Federico Borsari in regia, buon lavoro Federico, e grazie come sempre anche per il calendario musicale da te curato. Poi vediamo se riusciamo anche a mandare in onda i bellissimi brani scelti per oggi, che sono legati tutti a ricorrenze musicali della giornata. Un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7:31 e lunedì 19 giugno e come al solito vi ricordo il sito di radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà, così avete sott'occhio tutto ciò che va in onda in giornata. Oggi è anche la giornata del Manzoni, il lunedì, e il giovedì dalle 17 alle 18 la lettura integrale dei Promessi Sposi, in replica alle 21, e poi ve la potete scaricare dal sito su podcast, ve l'ascoltate come vi pare, quando vi pare. Intanto andiamo a vedere subito l'agenzia ANSA di stamani. Esplosioni a Odessa in Ucraina e allarme antiaereo in 6 regioni. Secondo il New York Times, la Russia ha distrutto la diga di Kakhovka, ci sono le prove, una carica esplosiva l'ha fatta crollare. Il New York Times accusa la Russia per appunto lo scoppio, la distruzione della diga di Kakhovka qualche settimana fa. Secondo titolo, per il riavvicinamento Stati Uniti-Cina, Blinken, il ministro degli esteri, segretario di Stato statunitense, incontra il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, prima visita di un segretario di Stato statunitense nella capitale cinese in 5 anni, potrebbe riunirsi anche con il presidente Xi Jinping. Terzo titolo invece ci riporta in Italia, chiude il canale The Borderline, dolore per la morte di Manuel, dicono gli autori. Volevamo offrire intrattenimento ma con spirito sano. Tutto ha a che fare con il SUV che ha ucciso il bambino di 5 anni a Roma. Spirito sano. La riforma della giustizia in Parlamento, test per Giorgia Meloni. Dopo le polemiche, occhi puntati sul ministro Nordio, scrive l'agenzia ANSA. Il testo approvato la scorsa settimana in Consiglio dei Ministri si prepara ad approdare in Parlamento. E poi le parole del vice ministro di Fratelli d'Italia Bignami sui fondi, sui soldi per la ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna chiede soldi sulla fiducia, vi fidereste? Di Schlein e compagni, chiede Bignami, ed è polemica fra la regione, il PD, la maggioranza. Ancora in prima pagina sull'agenzia ANSA di stamani, Nations League, la Spagna trionfa, calcio, la Croazia cede ai rigori. Verstappen domina anche in Canada, siamo all'automobilismo, 41 vittorie come Ayrton Senna. Poi ancora dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, il Movimento 5 Stelle che agita il PD. D'Amato, ex assessore alla sanità nella giunta laziale di Zingaretti, lascia l'Assemblea nazionale del partito dopo le parole di Beppe Grillo su brigate e passamontagna. E roba varia, come vedremo più tardi. Cronaca nera, nel fiume Secchia, per un video trovato il corpo di un 18enne circa mezzo chilometro a valle del luogo in cui era sparito. Il giovane, appunto di 18 anni, aveva chiesto a un amico di filmarlo, è stato poi inghiottito dal fiume. Beppe Grillo posta la foto di un uomo col passamontagna, nell'immagine un cartello con scritta brigate di cittadinanza, che scandalo intollerabile, e poi il ragazzo picchiato a Cagliari, 2 arresti per tentato omicidio. Gravissimo un 23enne, in manette un coetaneo e un 30enne. La bimba scomparsa nell'hotel ex hotel Astor di Firenze, trovato un cellulare in un cassonetto nell'ambito delle ricerche della bambina di 5 anni sparita. I genitori ingaggiano Luciano Garofano, ex comandante del RIS, mentre, attenzione, arriva la prima ondata di calore dell'anno. In Sardegna sono attesi 40 gradi. Da oggi la colonnina di mercurio
schizza in su, farà un caldo terribile, ma le piogge non mancheranno al nord-est giovedì, in Romagna sabato 24 giugno, con possibili allagamenti ma non eccezionali. Il piano caldo, il decalogo alimentazione, tutti i buoni consigli che ogni anno d'estate si sogliono dare. Meloni martedì, cioè domani a Parigi, per la candidatura di Roma all'Expo 2030. Nella capitale francese anche il sindaco di Roma Gualtieri, il governatore del Lazio Rocca. A Firenze invece gli Who, che ritornano a suonare, mitica band rock, nella loro unica data italiana. Aprono il Firenze Rocks e suonano con l'orchestra del Maggio. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA. Prima di andare a vedere i quotidiani di oggi vi segnalo dalle varie testate online alcuni articoli, il primo dei quali a firma Musso, è uno pseudonimo ovviamente, su Atlantico Quotidiano, tutto sul nuovo MES, il meccanismo europeo di stabilità, il fondo salva stati, insomma, un fondo di investimento da isola dei pirati, afferma il commentatore di Atlantico Quotidiano. La posta in gioco è il potere imperiale di provocare un crollo del credito, un credit crunch nell'economia di uno Stato membro e, perché no, una crisi finanziaria in piena regola. È in corso la negoziazione del nuovo patto di stabilità e di crescita, cioè le nuove regole di finanza pubblica, ma si continua a discutere sempre del MES. Questo tema lo abbiamo già affrontato in diversi articoli, su Atlantico Quotidiano trovate 4 link, ma siccome torna centrale, varrà la pena tornarci sopra con attenzione particolare all'aspetto più caldo del dibattito, cioè l'analisi di sostenibilità del debito. Chi è che fa l'analisi se il debito di un paese è sostenibile? Questa viene condotta già dalla Commissione in ambito analitico-conoscitivo, come appropriato per una proiezione finanziaria del tutto dipendente dalle assunzioni fatte, cioè tassi di interesse, crescita del PIL, inflazione, estremamente malleabile dunque ai desideri di chi la scrive o la paga, la analisi in questione. In altri termini, è sufficiente un minimo di mestiere per proiettare la futura solidità di uno Stato fallito, il futuro fallimento di uno Stato solido. Basta giocare un po' con i parametri, come si fa sempre in finanza, cioè tu puoi dimostrare facilmente che un domani lo Stato X sarà in difficoltà. Talché, benché per esempio l'ultimo rapporto della Commissione, 14 aprile, classifichi l'Italia ad alto rischio nel medio termine, a medio rischio nel lungo termine, nessuno ha posto particolare attenzione a questa previsione. Più recentemente, nel contesto della riforma del patto di stabilità e di crescita, cioè le nuove regole generali di finanza pubblica, la Commissione ha proposto di promuovere questa analisi. Inizia così il pezzo. Per farvela corta, la tesi di fondo, poi dimostrata nel corso dell'articolo, se abbiamo tempo ci torniamo sopra, è che il MES è un fondo di investimento da isola dei pirati, cioè nato per provocare una crisi finanziaria in piena regola, della qualcosa più o meno abbiamo già avuto esperienza in non pochi casi. Ultimo nel 2011, quando Berlusconi appunto fu buttato giù per mettere su Mario Monti, creando una crisi finanziaria più o meno ad hoc. E non è così difficile crearla, ci racconta l'analista di Atlantico Quotidiano, basta giocare coi parametri finanziari per dimostrare che qualsiasi paese non è solido. Potremmo farlo per tutti i paesi, quindi è una scelta evidentemente politico-speculativa, quella di dire quel paese lì è in crisi. Secondo articolo che vi segnalo da Atlantico Quotidiano, un approfondimento sul vero virus che ha avvelenato le nostre democrazie, cioè il giustizialismo. I 40 anni dall'arresto di Enzo Tortora, uno dei più grandi orrori giudiziari della nostra storia, ci richiamano a una battaglia culturale ancora urgente, scrive Atlantico Quotidiano. Sul sito invece della bussola, nuova bussola quotidiana, la nuova bq.it, un articolo di Tommaso Scanderoglio su una novità che arriva dal Belgio, le nuove frontiere. Nessun sesso, siamo belgi. Il nichilismo all'anagrafe, scrive la nuova bussola quotidiana. Cosa succede? Su richiesta della Corte Costituzionale, il Parlamento belga sta approvando una legge che renderà possibile a una persona cambiare legalmente di sesso ogni volta che vuole, a semplice richiesta. All'orizzonte c'è la proposta di abolire l'indicazione del sesso sui documenti ufficiali per non discriminare le persone non binarie. E siamo ancora in cammino verso l'obiettivo finale, la cancellazione dell'identità personale e l'eliminazione della natura umana. Sulla questione della maternità surrogata c'è invece un interessante articolo sull'agenzia cattolica SIR, l'agenzia di informazione religiosa,
maternità surrogata, le cifre del business negli Stati Uniti, perché l'aspetto di business non è affatto secondario. Gli affari, pensate un po', legati alla maternità surrogata, secondo dati raccolti da Global Market Insights, hanno prodotto ricavi, non stiamo parlando di fatturato, stiamo parlando solo di ricavi, cioè di utili, per 14 miliardi di dollari soltanto nel 2022. Se il trend continua a questa velocità, in 10 anni i ricavi per gli affari legati alla maternità surrogata saranno pari a 129 miliardi di dollari all'anno. Da questi numeri si comprende come questa pratica sia legata a doppio filo a un dualismo irrisolvibile tra commercio e sentimento, scrive Maddalena Maltese sull'agenzia SIR, agensir.it, in cui per le agenzie acquirenti il bambino è una merce con un prezzo, mentre per le mamme ospitanti il nuovo nato è un figlio da amare. Dunque una pratica legata appunto a un dualismo che è difficile comporre o risolvere, commercio e sentimento. Certo i numeri colpiscono, 14 miliardi di utili nel 22 e se il trend avanza alla stessa velocità, in 10 anni i ricavi saranno intorno ai 130 miliardi di dollari all'anno per l'utero in affitto. A proposito di Stati Uniti, invece, vi segnalo su il sussidiario.net un interessante articolo di Giuseppe Gagliano, le domande chiave sulle 37 accuse a Donald Trump. Contro di lui sono state presentate 37 accuse, resta da capire come mai l'ex presidente abbia tenuto per sé dei documenti classificati, cioè segreti. L'accusa del Grand Jury di 49 pagine contiene appunto 37 accuse penali contro Trump. Possono essere riassunte in una duplice accusa, che Trump abbia rubato più di 300 documenti classificati dopo aver lasciato la Casa Bianca nel gennaio 21 e avrebbe ostacolato gli sforzi del governo per recuperare i suddetti documenti rubati. Entrambe le accuse sono enunciate in grande dettaglio nelle pagine dell'accusa. Come mai ha tenuto per sé questi documenti? La vera domanda. Per i classici intramontabili, Licio Gelli, Claudio Oliva se ne rioccupa, il pezzo è dell'altro giorno, 17 giugno, cioè 2 giorni fa, su gli statigenerali.com. Un uomo col potere di uccidere un papa. Sono passati 41 anni dal mattino in cui, appeso al ponte dei Blackfriars dei Frati Neri a Londra, viene trovato il corpo del banchiere Roberto Calvi. Ci sono voluti poi decenni per dimostrare che si trattasse di omicidio e non suicidio. È l'ennesima morte tragica in un gruppo di persone che per ambizione e sotto la pressione del governo federale americano che ha cercato di controllare la vita democratica dell'Italia sono state distrutte dalla stessa macina che avevano oliato. È cominciata con Enrico Mattei, il sognatore che aveva portato l'ENI a essere una delle più grandi potenze petrolifere del pianeta. Dopodiché è stata una strage di servitori dello Stato, primi fra tutti Falcone e Borsellino Dalla Chiesa, che si erano opposti all'accordo tra Washington e la mafia siciliana, ma anche l'assassinio di molti mafiosi e perfino del banchiere delle cosche, Michele Sindona, ucciso in carcere con un caffè avvelenato, e alcuni politici democristiani che avevano fatto parte di quegli accordi malavitosi. Sono morti giornalisti, alcuni eroi come Peppino Impastato e Giuseppe Fava, altri parte integrante dell'accordo come Mino Pecorelli e anche gente qualunque dilaniata dalle bombe di Brescia, Milano, Bologna, Treno Italicus e del volo sopra Ustica. La probabile vittima più importante, anche se non verrà mai dimostrato, è stata Papa Giovanni Paolo I, coinvolto senza volerlo nella guerra tra bande che si misurava nella conquista e distruzione del sistema bancario italiano, scrive Claudio Oliva sugli statigenerali.com. Dietro tutto questo, per lunghissimo tempo, un uomo solo, il grande vecchio, insomma, il massone Licio Gelli, che è sopravvissuto al massacro, ma ha finito i suoi giorni in solitudine e in angoscia. Uno che ha usato la forza militare della Germania nazista prima e degli Stati Uniti poi. Uno che ha girato tutti i partiti, diventando partito occulto egli stesso, con un progetto di ridefinizione della democrazia che verrà trasformato in gran parte in realtà da uno dei suoi adepti, l'immobiliarista milanese Silvio Berlusconi. Inizia così il pezzo di Claudio Oliva, che mette insieme Licio Gelli, le trame atlantiche, diciamo così, e la mafia, oltre che naturalmente Berlusconi. Diciamo una serie di classici riassunti in un pezzo solo, ma andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Come al solito partiamo dal Corriere della Sera.
più o meno come al solito partiamo la nostra edicola, ci propone Avvenire che il lunedì non esce. Dunque, apertura del Corriere dedicata alla politica interna, tensione nel PD sui 5 Stelle. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, criticata per essere andata in piazza con il Movimento 5 Stelle a Roma. Alessio D'Amato, ex assessore alla sanità nel Lazio di Zingaretti, ha lasciato l'Assemblea nazionale del PD. Dissenso nel partito per le dichiarazioni contro l'Ucraina ascoltate nella piazza. Sulla questione giustizia, intanto la maggioranza blinda la riforma, ma la Lega avverte, così si ricompatta l'Associazione Nazionale Magistrati. Infine, polemica per le dichiarazioni del viceministro Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, sugli aiuti per le zone alluvionate. Nel frattempo i 5 Stelle difendono Beppe Grillo, che se n'è uscito con le brigate di cittadinanza e il passamontagna, ma il fondatore del movimento non è nuovo a provocazioni, scrive il Corriere della Sera. Si parla anche di Adriano Galliani che, come si suol dire, si mette a disposizione della famiglia Berlusconi nel caso intenda candidarlo, ma finora nessuno mi ha chiamato, c'è il voto a Monza, c'è Galliani, farò quello che chiede la famiglia. Ernesto Galli della Loggia riflette su Berlusconi, un'eredità difficile tra imprese e politica. Dietro bonomia e affabilità molto milanesi, Silvio Berlusconi nascondeva la realtà di un uomo dal temperamento e dalla volontà d'acciaio. Agito da 1000 interessi, dotato di 1000 vite e 1000 capacità, tenacissimo nella cattiva e nella buona sorte, pronto sempre a ricominciare senza mai darsi per vinto. Un temperamento d'acciaio. Ma Forza Italia, la sua creatura politica, è sempre rimasta un partito di plastica, analizza il professor Galli della Loggia. Infine, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Budanov, il giallo della scomparsa, un finto articolo usato dai russi contro il capo degli 007 ucraini che è scomparso, appunto, il capo dei servizi segreti Kirilo Budanov. Secondo Mosca l'uomo dei servizi sarebbe in coma, ma l'Ucraina smentisce. Per 4 volte era stata diffusa la notizia della sua morte. Gli Stati Uniti a Pechino, si riapre il canale della diplomazia. E poi Michele, Nicolò e Leonardo, i figli di Mike Bongiorno, intervistati a pagina 23 dal Corriere della Sera da Candida Morvillo. Mike Bongiorno per 2 volte inventò la nostra TV, fu il primo a battezzare i canali ufficiali della nascita, insomma, della RAI. Toccò sempre a lui inaugurare la prima TV commerciale. L'ultimo banco, la rubrica di Alessandro D'Avenia, Operazione Speranza, è il titolo di oggi. Qualche giorno fa, scrive l'insegnante e scrittore, mi rammaricavo di essere a conoscenza del numero di coltellate inferte a una donna incinta nel recente delitto che ha catalizzato la nostra attenzione, mentre mi sfuggiva il numero di anni compiuti da un amico. Sappiamo l'età di un calciatore, ma non conosciamo la canzone preferita di chi amiamo. La nostra memoria è piena di informazioni superflue che ci danno scariche di dopamina, cronaca nera, gossip. Spingono alla ricerca continua di news, si parla di infodemia, intossicazione da notizie. Tra quelle recenti, una mi ha colpito, il ritrovamento di 4 fratelli di 13, 9, 4 e 1 anno nella giungla in Colombia. Unici superstiti di un incidente aereo. Hanno resistito 40 giorni grazie alla maggiore, Leslie, che li ha guidati seguendo le conoscenze che ha imparato dai nonni indigeni. Poco prima di spirare, dopo lo schianto dell'aereo, la madre ha suggerito loro di muoversi continuamente, così facendo sarebbero stati meno a rischio di predatori. E così la ragazzina ha guidato i fratelli nella giungla tropicale per più di un mese, orientandosi coi raggi del sole, riconoscendo i sentieri nascosti, sapendo come procurarsi acqua potabile, quali frutti e funghi mangiare, quali evitare. Hanno resistito fino a quando le forze dispiegate per le ricerche, battezzate col nome di Operazione Speranza, li hanno trovati. Come sarebbe andata a un nostro o a una nostra tredicenne? Si domanda in prima pagina sul Corriere della Sera Alessandro D'Avenia, con una domanda molto intrigante, va detto. Ho recentemente visitato Amazzonia, una bella mostra fotografica del celebre fotografo Salgado, dedicata per metà, la parte esterna dell'allestimento, alle montagne, agli alberi e ai fiumi di terra e di cielo. Ho scoperto che lì esistono i fiumi volanti, dovuti all'acqua che si condensa sopra gli alberi grazie alla loro traspirazione. E l'altra metà della mostra, simili a isole nello sconfinato paesaggio, ad alcune delle popolazioni indigene che vivono in un rapporto con la natura a noi sconosciuto. Nei loro occhi, corpi, abitudini e parole ho visto qualcosa che non ho. Sono tutt'uno con il creato. Questo ha consentito a Leslie, nutrita dalle conoscenze tramandate per secoli, di collaborare con la natura per salvarsi e per salvare i fratelli. Insomma, sapeva come vivere là dentro.
Un indigeno che ha partecipato alle ricerche ha affermato che Leslie è stata capace di seguire non solo il suo istinto, ma anche gli spiriti guida della foresta, nella quale per loro nessuno si perde, ma viene accolto. La giungla, che per loro è madre, ha partorito i bambini dopo 40 giorni. Le conoscenze di Leslie sono diverse dalle nostre, che puntano al controllo della natura più che alla relazione. Se vogliamo sapere il nome di un fiore, lo fotografiamo e cerchiamo in rete. Non conosciamo le proprietà medicinali o nutritive della pianta, come Leslie con il Juansoko o il Milpesos, il frutto e l'erba di cui si sono nutriti per sopravvivere. La ragazza sapeva come fasciare i piedi scalzi e costruire ripari di fortuna. Ho pensato a un ragazzino o ragazzina che in questi giorni fanno l'esame di terza media, alle conoscenze che hanno a disposizione per sopravvivere. Di certo un ragazzino o una ragazzina si affiderebbe, uno dei nostri insomma, al cellulare che ha in tasca per mandare la propria posizione, ma nella giungla non avrebbe gran fortuna. Quel telefono non avrebbe campo e ben presto si scaricherebbe. Non voglio mettere in contrapposizione due stili di vita. Forse Leslie avrebbe problemi a orientarsi nella nostra giungla metropolitana, ma in dialogo. Noi ci rapportiamo per lo più alla tecnologia, a cui chiediamo di gestire la realtà con la quale abbiamo un rapporto mediato e mediatico. Leslie attinge invece a un rapporto immediato e primario di collaborazione con le cose. La sua memoria è vitale, non digitale. Pochi dei suoi coetanei da noi sanno fare un orto, accendere un fuoco, orientarsi con le stelle, distinguere bacche e frutti. Sarebbe interessante bilanciare una scuola basata su conoscenze teoriche con una sapienza pratica del mondo, una relazione più viva con la vita. Vedo le famiglie, scrive ancora Alessandro Davenia, in cerca di campi estivi per i figli dopo la fine delle scuole. Potrebbe essere un servizio scolastico. Non dimenticherò mai all'inizio della mia professione di insegnante 3 anni alle medie. A Roma leggevamo l'Eneide. Il collega di scienze si inventò di fare coi ragazzi un orto con tutte le piante citate da Virgilio. L'Eneide si impresse nella loro memoria in modo indelebile. Fecero con le loro mani l'orto del poema. Quel poco che so del creato mi dona continua meraviglia. L'ho imparato nella campagna, a vita, in cui amavo girare da bambino tra orti, alberi, animali e dove ho visto fare il pane, l'olio, i sistemi di irrigazione. Un rapporto più corporeo, non solo mentale con le cose, cresce bambini più sereni, fiduciosi nella vita, non dipendenti dalla mediazione e iperstimolazione digitale. Mi auguro, scrive ancora Davenia, che questo periodo di vacanze possa essere per i ragazzi un'occasione per recuperare un po' di questo rapporto con la vita, toccare meno lo schermo e più la diversa consistenza delle cortecce degli alberi, piantare anche solo del basilico per la pasta e imparare a raccoglierlo, bere acqua di fonte, distinguere le farfalle, gustare le more direttamente da un rovo. Tutti gesti che, coinvolgendo i cinque sensi, guariscono da quella deriva che porta a pensare di non avere più il corpo e che non ce l'abbiano gli altri. Mentre c'è chi, per un video di assurde sfide a chiappa-clic e incassi, rende la strada una giungla mortale, strappando la vita a un bambino. Poi c'è Leslie che, mettendo in pratica tutto ciò che sapeva al servizio dei fratelli, ha reso la giungla una strada, portando in braccio per 40 giorni la sorellina che ha compiuto 1 anno proprio nei giorni dell'operazione Speranza. Così Alessandro Davenia sul Corriere della Sera, che lasciamo adesso dopo aver letto integralmente l'articolo del lunedì di Davenia, appunto, la sua fortunata rubrica all'ultimo banco, e andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Adesso ci arriviamo. Un attimo soltanto di attesa, di suspense, per così dire. Eccolo qui, il Fatto apre la sua prima pagina con la questione della riforma della giustizia, l'abuso d'ufficio non gli basta, Nordio è un ingordo, taglia anche Trojan e intercettazioni, meno fondi alle indagini, il ministro vuole un tetto di budget a ogni procura. Altra stretta contro i pubblici ministeri e le forze dell'ordine, che già soffrono, poverini, di limitazione eccessiva del loro potere storicamente in Italia, limiti di spesa molto più bassi per le cimici e per il virus spia. Contro la stampa, contro i cittadini, pubblicazione vietata fino al processo. Il Qatargate è all'oggetto invece dell'approfondimento dell'articolo centrale nel dorso economico del Fatto del lunedì, il Fatto economico. La risposta europea non butta fuori i lobbisti, l'inchiesta sembra ferma,
non è successo più nulla. La Commissione propone regole blande, il rischio è che nulla cambi, un comitato per fissare standard etici ma senza alcun potere di controllo. E poi lavoro o schiavismo? Europa un passo indietro sui rider, tornerà la giungla, questa volta avallata dalle regole europee. Poi la consueta anticipazione di Report, tutti i lunedì il Fatto Quotidiano ci dice cosa c'è stasera su Report, la russa double face per le società della Santanchè. C'è del losco negli affari della ministra Santanchè con la russa sulla bella Milano. E poi Patuanelli, Movimento 5 Stelle, già ministro a qualcosa, falsificato Grillo, secondo Patuanelli. Le sue parole sono state falsificate dopo la piazza contro il precariato con Conte e Schlein. Stati Uniti-Cina disgelo a metà, silenzi sull'Ucraina, discordia su Taiwan e poi Bignami, vice ministro di Fratelli d'Italia, ha detto che l'Emilia-Romagna non ci dice cosa fare sull'alluvione ma chiede 2,3 miliardi sulla fiducia. Voi vi fidereste di Schlein e compagnia? Ha chiesto Bignami. Risponde il Fatto Quotidiano, noi di lui sicuramente no, non ci fidiamo. Poi fate voi. Andiamo a vedere anche il giornale. Il giornale si segnala peraltro per 2 pagine curate da Felice Manti, che stamattina parlerà durante Oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin della riforma della giustizia. 2 pagine sono dedicate oggi a questo tema dallo stesso Felice Manti, ma soprattutto il giornale apre in prima pagina con il simbolo del PD, che sta per partito distrutto, fuggi fuggi da Elly Schlein. Dalle brigate all'utero in affitto, la Schlein succube di Giuseppe Conte fa esplodere il Partito Democratico. D'Amato lascia, Guerini critico e in direzione tira aria di rivolta. E poi povero Grillo, questo uomo in passamontagna comparso ieri sul sito di Beppe Grillo dopo le polemiche. Grillo è un guerrigliero che non fa più ridere, la deriva del comico sommerso dai guai. La cosa rossa radicale, Schlein Conte spaventa i moderati del PD, un'intervista alla vedova D'Antona, che è stata anche parlamentare dello stesso PD, mio marito ucciso dalle BR, intollerabili le parole del leader dei 5 Stelle sul passamontagna, alluvione, fondi e ripicche, ora è tutti contro tutti. E poi la giustizia, dicevamo le 2 pagine 6 e 7 curate da Felice Manti che vedremo dopo. Si parla di una telefonata non confermata tra Meloni e Nordio sulla riforma della giustizia, non ci sono divergenze, ma la Premier non vuole troppe tensioni. All'intervista al politico siciliano già sindaco di Messina Cateno De Luca, io ho subito gli abusi dei pubblici ministeri, sto con il ministro Nordio. La rubrica Gli insopportabili di Luigi Mascheroni oggi si occupa di Vauro, fazioso, comunista, il vignettista dell'attico accanto, perché questi comunisti hanno tutti l'attico, si trattano bene. Poi prove dagli Stati Uniti, la diga in Ucraina distrutta dai russi e infine un controcorrente di Gioia Locati alle pagine centrali del giornale dove finiscono gli oggetti che perdiamo. La maggior parte degli oggetti smarriti non viene rivendicata, anche se di valore. Dove vanno a finire? A Milano vanno a finire in via Friuli al 30, dove sono gli oggetti smarriti di tutta la città. È un posto molto interessante, a dire il vero. Comunque, al di là di questo, lasciamo il giornale e andiamo a vedere Il Giorno, La Nazione, il resto del Carlino, dimissioni eliti, la bufera Grillo nel PD e poi il caso di Cata a Firenze. Trovato un cellulare in un cassonetto e spunta una telecamera. Linate a Berlusconi, qualcuno ha proposto di intitolare l'aeroporto cittadino di Milano a Berlusconi, la vice sindaca Scavuzzo dice no, Formigoni propone addirittura Malpensa, si vedrà. E poi l'intelligenza artificiale e i superbolidi, il Politecnico batte tutti per quanto concerne la ricerca in questi settori chiave della tecnologia. Il Mattino di Napoli non ha niente di interessante, il Tempo di Roma mette in prima pagina Elly che fa a pezzi il PD, poi chiedono soldi per l'Emilia ma non ci dicono per fare che cosa, non hanno le idee chiare. Il Papa sui migranti all'Angelus dopo il naufragio in Grecia, evitare simili tragedie. Poi Giorgia Meloni che sarà domani a Parigi per sostenere la candidatura dell'Italia di Roma all'Expo 2030, all'Assemblea Generale del Bureau International des Expositions, il BIE. Fondazione e comitato promotore esprimono fiducia nella vittoria di Roma, ma il premier Giorgia Meloni potrebbe anche incontrare Macron per discutere tra l'altro di migranti e treno ad alta velocità Torino-Lione. Dal Tempo passiamo a Repubblica.
Repubblica, oltre al titolo dedicato allo scontro sulla giustizia e il taglio delle intercettazioni, ha una confessione di un trafficante tunisino di migranti in prima pagina, sulla quale torneremo dopo, la raccolta Leonardo Martinelli da Sfax in Tunisia. L'Italia si rassegni, io ho 30 barche già pronte. In questo bar affollato di Sfax, aperto su una strada polverosa, risuona la canzone di Balti, il rapper tunisino, cui tutti conoscono Allo, canto dolente di un ragazzo emigrato in Italia, sospeso tra nostalgie e rimorsi. Dove è finita la mia vita, la mia giovinezza, chiede al telefono alla fidanzata rimasta a casa. Parte dalla canzone il pezzo, ma poi c'è il colloquio con il trafficante. L'Italia si rassegni, io ho 30 barche già pronte. Sull'immigrazione la grande illusione dell'Italia, del governo di centrodestra. E poi sulla questione della giustizia ci torniamo dopo. Come evitare una guerra fredda 2.0, la visita del segretario di Stato statunitense Blinken a Pechino. Una storia che viene dagli Stati Uniti, i liberal traditi da un sindaco musulmano che vieta i simboli gay. Era il loro paladino di sinistra, liberal. Quando è stato eletto sindaco è diventato un conservatorissimo, come del resto gli impone la sua religione. Sindaco musulmano che vieta i simboli gay nel Michigan. Lasciamo la prima pagina di Repubblica con una riflessione del sociologo Ilvo Diamanti nelle sue mappe del lunedì sulla politica prima e dopo Berlusconi, la scomparsa di Silvio Berlusconi, un evento che ha segnato il dibattito in questi giorni e lo segnerà ancora a lungo. Cosa sostiene in estrema sintesi Ilvo Diamanti nella sua ricerca sociologica? Che Forza Italia può sfruttare la dote di consenso lasciata da Berlusconi, che insomma è un'intuizione mica da poco. Passiamo da Repubblica alla Stampa. La Stampa invece si dedica, diversamente da tutti gli altri quotidiani, a un focus alle pagine 2, 3, 4 sulla grande fuga dagli ospedali pubblici. Sempre meno medici. In 6 mesi 10.000 medici hanno chiesto di andare in pensione o di ridurre il lavoro nella sanità pubblica. I sindacati minacciano lo sciopero, siamo allo stremo. Nel 2020 erano un fenomeno irrilevante, nel 2021 si contarono in 2000, 2870 l'anno dopo, oggi 10.000 medici ospedalieri meditano l'addio alla sanità pubblica. In primo piano c'è anche l'analisi del professor Massimo Cacciari sulle riforme istituzionali, presidenzialismo, nessun tabù, ma deve cambiare il Parlamento, il titolo del pezzo. Giovanni Maria Flick, da giurista, vi dico, Nordio non sbaglia, sull'abolizione dell'abuso d'ufficio e sul giro di vite per le intercettazioni e per le intercettazioni telefoniche e ambientali. Sono in parziale disaccordo con il direttore della Stampa Massimo Giannini. Nordio non sbaglia su questi temi, dice Flick. La Romagna abbandonata, c'è sempre in prima pagina sulla Stampa, un viaggio di Andrea Joly a Faenza un mese dopo l'alluvione e ci sono le parole del vice ministro Bignami che ha detto che questi qua chiedono i soldi ma non sanno cosa farne. La inevitabile, immarcescibile, inderogabile professoressa Antonella Viola in prima pagina sulla Stampa, se adesso basta una pillola per evitare di ingrassare, l'obesità è diventata una delle sfide più urgenti per la salute pubblica nel mondo moderno. Di spalla c'è il pezzo del nutrizionista Giorgio Calabrese, che conoscete anche per le sue numerose apparizioni in TV, quella catena da spezzare tra cibo sprecato e povertà. E con questo lasciamo anche la prima pagina della Stampa e andiamo a dare un occhio anche alla Verità di Maurizio Belpietro, che adesso dovrebbe comparire davanti ai nostri avidi occhi. Eccola qui, la Verità si apre con un titolo a tutta pagina: alla faccia del popolo sovrano, i giudici sono pronti a metterci il guinzaglio dell'Unione Europea. Di che si tratta? Secondo il presidente della Corte Costituzionale, Sciarra, il diritto europeo è sempre prevalente su quello nazionale e a decidere non saranno mai i parlamenti, ma le toghe. Così se la Corte non sarà più a maggioranza PD, ci sono sempre i colleghi di Bruxelles, sostiene Maurizio Belpietro, che prende spunto dalle parole del presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, 74 anni. La sinistra sconfitta mobilita Consulta e Unione Europea. La presidente della Corte, Sciarra, ribadisce l'assoluta preeminenza del diritto comunitario su quello nazionale. Peraltro è la nostra Costituzione che è stata innovata qualche anno fa in questa direzione. In ogni caso, la Corte Costituzionale, tramite la Presidente, lancia avvertimenti al governo. È la vecchia tentazione, scrive Belpietro, di commissariare la democrazia quando a vincere
è il centrodestra. La Costituzione dice che il popolo è sovrano, ma una casta di eletti crede che sui cittadini prevalga sempre la volontà dei magistrati, delle toghe. Se Meloni riuscirà a cambiare gli equilibri nella giustizia, sarà un primo passo per onorare l'articolo 1 della nostra Costituzione, scrive il direttore Maurizio Belpietro nel commento di prima pagina. Nessuno ha mai chiesto agli italiani se volessero entrare nell'Unione Europea e men che meno sono stati interpellati per sapere a che tipo di Costituzione volessero aderire nel caso avessero deciso di far parte dell'Unione Europea. Però ieri abbiamo appreso che nonostante l'assenza di un consenso informato degli elettori, comunque il diritto europeo prevale rispetto a quello nostro nazionale. Lo ha spiegato Silvana Sciarra, presidente pro tempore della Corte Costituzionale. La maggioranza delle persone non conosce questa professoressa a cui ieri Repubblica ha dedicato 2 pagine. Ma questo è il punto. A leggere l'intervista concessa dalla donna che guida la Corte Costituzionale si capisce che nonostante la Costituzione, al primo articolo, riconosca che il popolo è sovrano, una casta di eletti ritiene che i cittadini non contino nulla e sul loro parere prevalga sempre un codice scritto dai magistrati, che siano quelli nazionali, rappresentati dalle procure, o quelle europee, le toghe europee che rivendicano una superiorità sul diritto nazionale, poco cambia. La sostanza è che a decidere le sorti di un paese sono i soliti tecnici che nessuno ha mai eletto. È il caso della professoressa Sciarra, arrivata ai vertici della Corte Costituzionale, nominata nel 2014 da un Parlamento di sinistra. Silvana Sciarra rientra nel filone degli illuminati che invece di attenersi alla Costituzione, le regole le intendono migliorare con riferimenti alle loro opinioni. Ora ha affidato a Repubblica le preoccupazioni per una svolta a destra della Corte Costituzionale e ha ribadito appunto che tanto il diritto europeo prevale su quello nazionale. Questo è l'argomento d'apertura della Verità di oggi. In prima pagina si affaccia nell'articolo di Francesco Borgonovo anche il virologo americano Fauci, statunitense, a Siena, celebra la scienza che fa da spalla alla politica come nella pandemia, e poi il vicepresidente della Commissione europea Timmermans che fa pressioni anche sugli svedesi per far approvare la legge natura, cioè le disposizioni green, per così dire, dell'Unione Europea. Pressioni indebite anche sugli svedesi. Dopo Berlino, una deputata scandinava accusa l'olandese di ingerenza sulla legge green, scrive La Verità. A centropagina François de Tonquedec si occupa delle spese pazze del Chief Executive, il numero 1 di Alitalia, o ITA, anzi per meglio dire Altavilla, le spese pazze di Altavilla dentro quello che è ITA, cioè l'erede di Alitalia, e le pressioni su Giorgia Meloni pro tedeschi. Multe pagate dall'azienda, 8.000 euro di autista, veline per i giornali. Lo racconta Report questa sera, anche La Verità come il Fatto anticipa uno dei servizi di Report questa sera su Rai 3. Pressioni sul nascente governo Meloni per favorire la vendita di ITA alla Lufthansa tedesca. Lo raccontano le mail dei manager della compagnia con veline destinate ai giornali che verranno mostrate stasera in un servizio della trasmissione televisiva Report. E poi gli sprechi del numero 1 di ITA, Alfredo Altavilla, top manager designato alla presidenza di ITA nel 2021 dal governo Draghi. Stiamo parlando dell'ex braccio destro di Mattarella, di Marchionne alla Fiat, che godeva della massima stima da parte di Francesco Giavazzi, uno dei principali consulenti di Mario Draghi. Altavilla viene da quel filone lì. Gli sprechi di Altavilla pagati da ITA, il pressing su Giorgia Meloni pro Lufthansa, lo scoop di Report tra le spese di Altavilla, 8.000 euro per l'autista, 3.000 per le multe. Spuntano veline alla stampa per far pressioni sul governo. Tira e molla sulla vendita ai tedeschi, costato oltre mezzo miliardo. Infine, sempre dalla prima pagina della Verità di oggi, boom dei prezzi, una guida alle vacanze estive per evitare fregature. E tra le interviste del lunedì, ce ne sono numerose come tutti i lunedì, una a Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, nulla sarà come prima ma dobbiamo restare berlusconiani. Il primario di Novara, il professor Pietro Luigi Garavelli, infettivologo, lascio la sanità, non la riconosco più, è stato un pioniere delle cure precoci contro il Covid, la scienza alla fine mi ha dato ragione,
Il sistema mi ha isolato, la pandemia è finita non grazie ai vaccini, ma perché il virus è mutato, eccetera, eccetera. E ancora tra le interviste interessanti di oggi, quella a Massimo Camisasca, che molti conoscono come vescovo ora emerito di Reggio Emilia Guastalla e teologo, ma anche molto vicino a Silvio Berlusconi, perché è stato cappellano del Milan. Vi racconto chi era Silvio, si interessava a tutto, come era tagliato il prato, l'orario degli allenamenti e mi chiedeva quanti giocatori venissero alle mie messe. Se non era riamato, Silvio soffriva. Da politico cercò di far incontrare liberalismo e mondo cattolico. Non ci riuscì, anche perché il mondo cattolico si andava ormai disfacendo, dice Monsignor Massimo Camisasca, teologo e anche, tra le altre cose, cappellano del Milan, della squadra di calcio di Berlusconi. Lasciamo la verità, andiamo a vedere Libero, apertura dedicata al buffone e alla tonta, sarebbero nell'ordine Beppe Grillo e Elly Schlein. Esplode la sinistra, Grillo insiste con le battute sulle brigate di cittadinanza, nel PD è rivolta, dimissioni e accuse per la visita di Elly Schlein al corteo 5 Stelle. Scrive Alessandro Sallusti, metti che un buffone incontri una tonta, secondo voi come va a finire? Ovvio che il buffone la tonta se la mangia e sarebbero affari loro se la tonta non fosse la segretaria di un grande partito che vorrebbe governare un grande paese. Elly Schlein è caduta nel trappolone che il buffone Grillo e la sua spalla, Giuseppe Conte, le hanno teso sabato a Roma, invitandola a una manifestazione che doveva rilanciare l'opposizione al governo. Si è rivelata una dunata di fuori di testa, con inviti a indossare il passamontagna, a passare alla lotta di piazza, in altre parole ad azioni violente, scrive. In prima pagina Alessandro Sallusti, Federico Rampini intervistato da Andrea Morigi, guerra globale, la Cina è in crisi e gli Stati Uniti sono depressi, dice l'analista già di Repubblica oggi del Corriere della Sera. Stati Uniti più forti della Cina, ma non ci credono più. La Cina è in difficoltà, ma sempre più aggressiva, anche con Seul e Tokyo. Washington cresce in ricchezza e popolazione, ma ha perso fiducia nei suoi valori. L'America resta, dice Federico Rampini, la potenza numero uno grazie a quello che chiamo il quadrilatero magico: dollaro, tecnologia, energia e demografia. Federico Rampini, tra l'altro, dedica allo scontro fra America e Cina una delle sue inchieste da fermo, 2 puntate da 100 minuti l'una in onda su La 7 a partire da domani alle 21:15. L'accordo sulla via della seta, dice ancora Rampini, firmato da Giuseppe Conte, ci ha dato un danno reputazionale, nessun vantaggio. Il governo attuale lo ha capito bene, dice Rampini. E ancora in primo piano su Libero, la Francia che vuole fregarci la Toscana, il commento è di Antonio Socci, pagina 1 e pagina 16, perché la Francia ha ribattezzato una sua regione la Toscane Occitan. La regione fra Tolosa, Montauban e Albi si presenta come Toscane Occitan, ma i nostri amministratori locali non ci stanno. È un furto di identità, un reato, si lamentano i toscani. C'è poi un'intervista di Salvatore Dama a Alicia Ronzulli che si rifà viva dopo la morte di Berlusconi, scusate il gioco di parole, il nostro piano per Forza Italia per il leader congresso vero, sostegno al governo mai in dubbio, dice Ronzulli in prima pagina su Libero. Per la leadership di Forza Italia un congresso vero, che non ci sarà mai ovviamente, ma restiamo uniti, dice la capogruppo al Senato, Licia Ronzulli. Il sostegno al governo non è mai stato in discussione, non lo sarà mai. Prendere il posto di Silvio nel suo collegio sarà difficile, chiediamo alla famiglia. Dobbiamo dimostrare che non solo sappiamo navigare, ma sappiamo farlo bene. Funerali di Stato, lutto nazionale doverosi per uno statista che ha segnato la storia degli ultimi 30 anni. E sempre dalla prima pagina di Libero va segnalato anche un curioso articolo di Vittorio Feltri: quando ho giocato con Gianni Rivera. Gianni Rivera, stando alle ultime notizie, intende rientrare nel calcio, ovviamente non come atleta, va verso gli 80 anni, quanti ne ho io? Lavoro ancora, ma stando seduto alla scrivania dove si suda molto meno che in campo, talora, va detto, scrive Vittorio Feltri. Comunque, l'ex grandissimo calciatore rossonero ha manifestato il desiderio di guidare una squadra di Serie A o B, dipende dalle opportunità, e magari di allenarla, dato che ha le carte in regola per farlo. L'eventuale ritorno di Rivera nello sport mi riempirebbe di gioia, sono sempre stato suo ammiratore e anche amico.
Vi racconto una storia. Era il 1964. Dovetti partire militare senza averne voglia. Fui destinato al CAR degli atleti di Orvieto. Ero tesserato della Federazione della Scherma. Scoprì che in caserma ero l'unico tiratore di fioretto. Non potei mai allenarmi per mancanza di avversario. Mi misero a dormire in una camerata di calciatori. Il mio vicino di branda era Rivera. Immaginavo che questi si desse un sacco di arie, mi sbagliavo, era mite, generoso, non si vantava per niente, stringemmo amicizia, alla sera verso le 18 i calciatori per tenersi in forma organizzavano delle partitelle di calcio, non sempre si riusciva a raccattare 22 giocatori, Rivera talvolta mi invitava a schierarmi al suo fianco, ignorando la mia inettitudine a trattare il pallone, per giocare giocavo, ma facevo ridere, scrive Feltri. Ciononostante Gianni mi teneva vicino a sé e mi faceva degli assist come solo lui sapeva scodellare. Segnai anche un paio di gol che non avrebbe sbagliato neanche mia nonna. Alla fine della leva io tornai a fare lo scribacchino, lui cominciò alla grande a fare il fuoriclasse. Non appena appese le scarpe al chiodo, il numero uno della pelota si gettò in politica. Don Perignon, un prete fantastico vicino a Rivera, mio conoscente, mi chiese di aiutare Gianni nella campagna elettorale che egli affrontava nelle liste della Democrazia Cristiana e poiché lavoravo al Corriere della Sera mi prestai con entusiasmo. Il campione, ormai a riposo, segnò anche in politica, divenne onorevole, fece carriera. Non lo incontrai più personalmente. Una decina d'anni fa pubblicò un libro delle sue memorie. Fu invitato a Domenica In, programma TV della Venier, la quale mi intervistò sull'autore sapendo che era stato mio commilitone. Raccontai la verità dicendo tutto il bene possibile di Rivera, precisando che era dolcissimo, offriva cene a tutta la camerata. Quando la parola toccò a lui, ebbi la certezza che egli fosse commosso. Qualche tempo dopo, in un libro di interviste scritto da Alessia Ardesi, c'era un capitolo dedicato al capitano a riposo del Milan, il quale a un certo punto mi menziona dicendo che nel gioco del calcio ero bravo, cosa non vera, ero una schiappa. Ma a volte una bugia fa bene all'anima. Sono sicuro, conclude Vittorio Feltri, che quest'uomo, che incantava il pubblico di ogni stadio, riuscirà anche nel ruolo di dirigente e allenatore ad essere all'altezza della sua fama immortale, scrive Vittorio Feltri. Noi andiamo a vedere adesso anche la prima pagina di Domani, il quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti, Affari di famiglia, non la sua ovviamente che sta al sicuro in Svizzera, ma quella di Berlusconi. La morte di Berlusconi ha riaperto il dibattito sul ruolo dei figli nella gestione delle sue aziende. In Italia la maggioranza delle grandi imprese sono familiari e le guerre tra eredi sono la normalità. Pensa un po'. Che roba interessante che ha scoperto l'editore svizzero. Mentre il Sole 24 Ore apre la sua prima pagina con città e turismo, affitti brevi sotto tiro, ma la stretta colpirà il 6,4% dei contratti. Si tratta delle nuove regole sul soggiorno minimo Airbnb. Per la bozza del governo il soggiorno minimo dovrà essere almeno di 2 notti. L'ipotesi di estensione a 3 giorni coinvolgerebbe il 25% degli arrivi. Le nuove norme però colpirebbero il 6,4% dei contratti. E poi, sempre dalla prima pagina del quotidiano di Confindustria del lunedì, il decreto flussi 2022 per i lavori per il lavoro, anzi i lavoratori extracomunitari, quasi 300.000 le richieste. Dalle imprese sono arrivate 4 domande per ogni posto disponibile. 300.000 richieste di extracomunitari dalle imprese per il lavoro. E poi diamo un'occhiata anche, chiedo scusa, diamo un'occhiata anche alla prima pagina di Italia Oggi 7, diretta da Marino Longoni, Il mezzogiorno in trappola è il titolo dell'approfondimento di oggi. A pagina 4 il servizio di dettaglio e il commento in prima pagina del direttore Longoni. In oltre 20 anni la politica di coesione europea non ha prodotto alcun risultato per il mezzogiorno d'Italia. Era discutibile che avessero prodotto qualcosa anche i 150 anni dell'unità d'Italia, non ce l'ha fatta neanche l'Europa. Il Sud è sempre più indietro e le prospettive per il futuro sono senza speranza. Negli ultimi 20 anni, scrive Italia Oggi 7 in prima pagina, non si è verificato il processo di convergenza delle regioni italiane classificate come meno sviluppate, cioè mezzogiorno d'Italia, eccetto l'Abruzzo, che hanno continuato a crescere sempre molto meno della media dei 27 paesi dell'Unione Europea. Ma è l'intero sistema Italia che si è contraddistinto per un processo di progressivo allontanamento dal dato medio europeo nell'ambito della politica di coesione.
la principale politica di investimento dell'Unione Europea, che si pone proprio l'obiettivo di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni. Lo rileva il Focus, intitolato La politica di coesione e il Mezzogiorno. 20 anni di mancata convergenza, curato dall'Istat e elaborato su dati Eurostat. È il male oscuro dell'Europa, scrive il direttore Marino Longoni. La politica di coesione europea ha sostanzialmente fallito i suoi obiettivi, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, che, nonostante i tanti miliardi di aiuti ricevuti, non riesce a tenere il passo e anzi si allontana sempre più dal livello di benessere economico medio delle altre regioni europee. È quanto emerge da un importante focus realizzato dall'Istat su oltre 20 anni di politica di coesione, cioè la principale politica di investimento dell'Unione Europea, che dovrebbe sostenere la crescita economica, la creazione di posti di lavoro, la competitività delle imprese, lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente, soprattutto nelle regioni meno sviluppate. Nonostante l'ingente quantità di risorse impiegate, pari quasi a 1.000 miliardi dal 2000, oltre 300 miliardi solo per il periodo 2021-27, il processo di convergenza delle regioni italiane meno sviluppate, tutto il Mezzogiorno a eccezione dell'Abruzzo, non si è realizzato. Queste regioni hanno continuato a crescere sempre molto meno della media dei paesi dell'Europa 27. Il Mezzogiorno in trappola, autotrappola o trappola, chi lo sa. Comunque la sostanza è questa qui. Il Sud è sempre più indietro, scrive oggi il quotidiano Italia Oggi 7, diretto appunto da Marino Longoni. Estremamente interessante anche l'articolo poi di dettaglio sui dati Istat e Eurostat. Con ciò abbiamo praticamente visto le prime pagine di oggi, le principali. Andiamo a vedere adesso alcuni degli articoli che abbiamo selezionato dai quotidiani di oggi. Lo facciamo subito, rapidissimamente. Intanto partiamo dagli inserti Affari e Finanza, no, dall'inserto Affari e Finanza di Repubblica, che non abbiamo ancora visto. In apertura c'è in realtà un articolo piuttosto interessante dedicato all'interesse delle imprese americane per i rapporti con la Cina. Corporate America in processione da Xi Jinping. Sono i viaggi a Pechino dei Chief Executive Officer, cioè dei capi azienda delle multinazionali americane, per limitare i danni della nuova guerra fredda Stati Uniti-Cina. La foto principale è quella di Elon Musk, contornato da rappresentanti del governo cinese. Il fondatore di Tesla ha visitato Pechino a fine maggio per discutere del futuro dell'auto con imprenditori e ministri cinesi. Ovviamente Elon Musk, scrive Filippo Santelli su Repubblica Affari e Finanza. Elon Musk perché per le elettriche di Tesla la Cina è il secondo mercato al mondo e la Gigafactory, cioè la fabbrica che produce batterie per auto elettriche di Shanghai, è uno dei siti produttivi più importanti al mondo. Ma oltre a Elon Musk c'è anche Jamie Dimon, il grande capo di JP Morgan, la banca che ha puntato forte sull'espansione in Cina. Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, proprio venerdì scorso. E poi Tim Cook di Apple, Pat Gelsinger di Intel, Mary Barra di General Motors, David Solomon di Goldman Sachs. In sostanza, la Cina ha riaperto le frontiere dopo mesi di isolamento e i primi a sfruttare l'occasione per rimettere piede in Cina sono stati gli amministratori delegati di Corporate America, cioè delle grandi aziende americane, statunitensi. Una sfilata di capitani di impresa che ha permesso alla propaganda comunista di rivendicare la continua apertura della Cina al mondo, che è il mantra di Deng Xiaoping, a suo tempo, il padre delle riforme, e di oscurare, almeno in parte, i dati che mostrano come la ripresa post-Covid si stia dimostrando molto più debole del previsto. A maggio quasi tutte le voci di crescita dall'industria ai consumi all'export cinese hanno deluso le attese e la disoccupazione giovanile ha toccato un allarmante record 20,8%. Ma in mezzo alle tensioni sempre più forti tra Pechino e Washington, nell'era del nazionalismo autarchico di Xi Jinping, le trasvolate sul Pacifico dei manager americani prendono forme e toni diversi dal passato, meno pompa, più discrezione. 690, che numero è?
miliardi di dollari nel 2022 sono gli scambi commerciali tra Stati Uniti e Cina. Hanno raggiunto comunque l'anno scorso il massimo storico, appunto, a 690 miliardi di dollari. Mentre c'è un altro articolo piuttosto interessante sul Repubblica Affari e Finanza di oggi a proposito di una famiglia molto nota ai complottisti e non solo a loro, ovvero la famiglia Soros. La succession dei Soros, Alex il figlio scavalca Jonathan l'altro. Chi è l'erede designato dell'impero filantropico da 25 miliardi di dollari e perché il padre, George Soros, ha deciso di affidare ad Alex e non al figlio che per anni ha guidato i fondi Quantum fino alla rottura, la fondazione di Open Society e la sua missione prettamente politica. La rivista Forbes stima che George Soros abbia un patrimonio di 6,7 miliardi di dollari di valore complessivo. George Soros ha deciso il suo impero filantropico da 25 miliardi di dollari ha un erede designato, il figlio più giovane Alex, 37 anni. La notizia è stata affidata al Wall Street Journal, quotidiano al di sopra di ogni sospetto, nel presentare le scelte di un uomo di sinistra, idealista, scrive Mario Platero su Repubblica Affari e Finanza, un uomo, Soros, che ha segnato la storia della finanza e che ha fatto dell'idea di società aperta, immaginata dal filosofo Karl Popper, suo maestro, la bandiera della vita e della sua missione contro l'autoritarismo. Questa è la visione, diciamo così, che Repubblica propina di Soros, fin qui tutto normale, un padre cede il testimone al figlio, se non fosse che parliamo di Soros, uno degli uomini più invisi alla destra autoritaria mondiale, attaccato da fake news che gli attribuiscono progetti assurdi, come quello di aver programmato e finanziato un'invasione dell'Islam in Europa. Visto che dal successo televisivo di Succession alla saga dei Berlusconi le spartizioni di eredità dominano, le scelte di Soros sono sotto i riflettori. Per ora non ci sono cause legali, spaccature e colpi di scena sì, ma in modo civile. Chi sono i figli, eccetera. La successione o succession dei Soros. Intanto 4 mila miliardi di bond si ritrova la Banca Centrale Europea di Christine Lagarde da smaltire, scrive ancora Repubblica Affari e Finanza. La Banca Centrale Europea deve accelerare la dismissione dei titoli di Stato accumulati nell'era del quantitative easing, ma l'operazione rientro è tutt'altro che semplice. La vendita di questi titoli di Stato, molti dei quali sono anche italiani. Una montagna di miliardi nel portafoglio della BCE, 3.338 miliardi in titoli di Stato derivanti da 8 anni di quantitative easing 2014-22, più 1.761 da 2 anni di PEPP, il programma aggiuntivo implementato per favorire la ripresa post-Covid. Più ancora un grosso quantitativo di attivi di bilancio relativi a 3 programmi TLTRO di prestiti super agevolati elargiti alle banche, sempre per favorire la ripresa, inizialmente dai postumi della crisi 2011 e poi dalla recessione Covid. Ora che tutto è finito, il totale non lo conosce ufficialmente nessuno. Soltanto Ottmar Hissing, che della BCE è stato tra i fondatori e capo economista e membro del consiglio di amministrazione dal 98 al 2006, ha azzardato un calcolo e lanciato l'allarme. Gli attivi della Banca Centrale Europea sono stati pari fino a 9 mila miliardi al picco dell'inizio 2022. Restano da smaltire ancora più di 4 mila miliardi e non sono pochi. L'operazione di rientro è tutt'altro che semplice, scrive Repubblica Affari e Finanza, dalla quale vi cito infine un ultimo pezzo di Francesco Manacorda dedicato al post Berlusconi, occhi puntati su Mediaset. Ma è Mediolanum, la banca di Doris, la gallina dalle uova d'oro. Dopo la morte di Berlusconi c'è un gioiello della corona, meno scintillante ma di maggior valore, che attende i suoi eredi alla prova. È la Banca di Milano 2, nella quale il ruolo della famiglia potrebbe perfino crescere. La prosecuzione del rapporto storico con la famiglia veneta Doris e la conferma della gestione nelle mani del figlio di Ennio, Massimo Doris, sono state ribadite nel corso di una cena d'Arcore 2 settimane fa. Banca Mediolanum è una grande realtà italiana del risparmio gestito, quasi 110 miliardi di risparmi affidati dalle famiglie. La Fininvest ne possiede il 30% e affianca la famiglia dell'altro fondatore, Ennio Doris, che ha il 40,3%. E per inciso si tratta anche della società dove il ruolo della famiglia Berlusconi nella governance potrebbe essere più saldo
dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Simboli e soldi, leggenda e business, anche qui, come in molte altre province dell'impero, da oltre 6 miliardi che va in eredità ai 5 figli di Berlusconi, i piani si intrecciano. Nella sede milanese di Banca Mediolanum, Milano 3, città di puro stampo berlusconiano, Basiglio, nel palazzone che ospita uffici e dirigenza, l'effigie di Berlusconi troneggia nel ritratto assieme a Ennio Doris, e sta all'ingresso della facoltà aziendale e nel quadro a grandezza quasi naturale che il fondatore teneva nella sala riunioni collegata al suo ufficio al quarto piano. Quanto alla leggenda, nota è la vicenda dell'incontro a Portofino nell'81 tra Silvio Berlusconi e il veneto Doris, da cui nasce la vicenda appunto di Mediolanum, la gallina dalle uova d'oro. Lasciamo però Repubblica Affari e Finanza. Una cosa curiosa, adesso andiamo un po' a casaccio perché il modo in cui la nostra edicola cataloga gli articoli selezionati è così molto random, ma va bene lo stesso. Randomizzando dunque, andando un po' a caso, vi segnalo intanto che sono le 8:30 e quindi dobbiamo fermarci un attimo, così ci riordiniamo pure le idee. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone africano Scipione avanza dal deserto e avvolge completamente l'Italia regalando sole e caldo. Nella prima parte della giornata cieli pressoché sereni da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per qualche focolaio temporalesco che potrebbe accendersi localmente sui confini alpini. Temperature in deciso aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
E la linea torna a Giulio Cainarca. Eccoci qua, grazie a Federico Borsari. Abbiamo fatto la prima pausa musicale di oggi e adesso recuperiamo anche, anzi ce lo facciamo dire direttamente da Federico. Cosa abbiamo ascoltato esattamente, Federico, che facciamo prima, visto che sei tu che compi le scelte del calendario musicale? Ok, abbiamo ascoltato Balis Dvarionas, esattamente. Nasceva oggi, 19 giugno 1904, in Lettonia, a Liepaja, esattamente. Direttore, compositore, pianista ed educatore. Bene, abbiamo fatto una scoperta bellissima, come sempre, facendo ricerca sul calendario musicale. Ogni giorno c'è una chicca, diciamo così, o qualcosa da conoscere o da riscoprire. Quindi grazie a Federico Borsari che cura con grande competenza anche questa parte della musica quotidiana. Dovremmo ascoltarne un po' di più, anzi cercheremo più tardi anche di fare la seconda pausa alle 9 con un altro brano musicale. Intanto torniamo agli articoli, dicevamo, selezionati per oggi. C'è una cosa curiosa sul Corriere della Sera in cronaca lombarda, ovvero la regione Lombardia radiografata seguendo le piste dei telefonini delle persone che si muovono in regione. Presenze, viaggi, dati, bisogni. Il territorio monitorato minuto per minuto. Ed è una cosa estremamente interessante, qui non c'è grande fratello, c'è la possibilità di conoscere meglio cosa succede sul territorio, sotto molteplici profili, che possono essere l'uso del territorio medesimo, il traffico e tante altre notizie utili per governare meglio la regione. Dal 1 gennaio del 21 al 30 aprile del 23, tra i visitatori passati da Pavia l'11% era francese, il 9% tedesco e il 7% spagnolo. Mica male, eh? Se fate le somme abbiamo un 27% di stranieri, turisti. In quello stesso periodo sul lago di Como è stata registrata una presenza media di 42.000 persone non residenti, con un picco che sfiora 100.000 nelle prime 2 settimane di agosto del 22. Contemporaneamente si contava una media giornaliera di 960 viaggi tra Milano e Bormio, con picchi di 4.500 persone durante i ponti della primavera del 22. Sono tutte informazioni utili per conoscere quel che letteralmente si muove sul territorio e valutare eventuali servizi o interventi amministrativi. Sono dati che non arrivano da rilevazioni statistiche, ma direttamente dai telefoni cellulari di milioni di persone che transitano per la Lombardia. I dati sono stati raccolti ed elaborati in un progetto sperimentale che coinvolge Polis Lombardia, Istituto per il supporto alle politiche regionali, Vodafone e Impact, che è una società del Politecnico di Milano. Si chiama Digital Lab. Viene presentato oggi al Pirellone e spiega Fulvio Mattone, direttore generale di Polis Lombardia, al di là dei dati Istat classici ci sono informazioni che possono rispondere a esigenze di maggiore tempestività per consentire azioni rapide di risposta a un certo fenomeno sul territorio. Così il Digital Lab dal 22 ha iniziato a raccogliere dati digitali, in particolare dai telefonini, un patrimonio di informazioni che consente di conoscere, per esempio, il numero delle presenze su 200 aree di interesse turistico nelle aree metropolitane, studiare le dinamiche di coloro che sono definiti i city user, cioè coloro che usano la città, diciamo così, per lavoro o comunque per esigenze momentanee, quante utenze percorrono la via olimpica lombarda Milano-Lecco, Colico, Sondrio, Tirano, Bormio, Livigno e i relativi tempi di percorrenza per fascia oraria. Non sono solo numeri, sottolinea Matone, perché i dati vanno elaborati e classificati. Per esempio è fondamentale stabilire i criteri per definire chi è un residente in un certo territorio, cioè trascorre la maggior parte delle notti sotto la stessa cella telefonica, oppure chi è un turista, un visitatore, un escursionista. La stessa analisi delle celle telefoniche permette di ricostruire, per esempio, che per il derby di andata di Champions League poco più del 50% dei tifosi presenti allo stadio proveniva da Milano, poco o meno della metà da molti altri punti d'Italia. Il tutto naturalmente può avere molteplici applicazioni pratiche. Sul Corriere della Sera, però, tornando al dorso nazionale, c'è in primo piano la questione della giustizia. Il testo della riforma sbarca in aula, è un test per la maggioranza. Il tentativo è quello di non alzare i toni. Il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, avvocato, dice che sulle intercettazioni serve equilibrio. E il Corriere enfatizza i dubbi della Lega sulla linea di Nordio. Troppa aggressività nella riforma della giustizia, così si ricompatta l'Associazione Nazionale Magistrati. Ma Palazzo Chigi nega tensioni col Ministero della Giustizia. Nel frattempo
Sempre sul Corriere della Sera, il testamento di Berlusconi, se ne occupa praticamente da quando Berlusconi è deceduto Mario Gerevini. Tra una settimana si leggono le carte, i tempi dell'apertura del testamento di Berlusconi si delineano, la chiave sembra essere l'assemblea Fininvest di fine giugno. Le disposizioni di Berlusconi sul suo patrimonio dovrebbero essere lette dal notaio lunedì 26 giugno. Non è una data casuale, 3 giorni dopo, 29 giugno, è convocata l'assemblea della capogruppo con all'ordine del giorno Fininvest l'approvazione del bilancio e il rinnovo del consiglio di amministrazione. Il patrimonio di cui si parla è di circa 4 miliardi, in realtà sarebbero 6, comunque si tratta del 61% delle quote Fininvest attraverso 4 holding detenute da Berlusconi, le ville, i quadri e tutti gli altri immobili. Intanto è corsa nel collegio di Silvio e per la vendita del Monza Calcio. Adriano Galliani dice: farò come chiede la famiglia. Finora nessuno mi ha chiamato. Dal 79 ho lavorato in esclusiva per Silvio. Non chiedo niente, ora piango. Il mio amico, dice Adriano Galliani, che già si è fatto un giro da senatore, se non ricordo male. Comunque, andiamo alla pagina degli esteri. Da segnalare le 8 ore di colloqui a Pechino tra il ministro cinese e Blinken, segretario di Stato statunitense, ma anche le parole del dissidente Liao Jiwu, che ha parlato a Caorle al festival, o meglio, alla 3 giorni del premio Luigi Amicone dedicato al fondatore ed ex direttore di Tempi. Ne abbiamo parlato col direttore di Tempi, Emanuele Boffi, proprio la settimana scorsa. Liao Jiwu, 65 anni, intellettuale cinese, critico del regime comunista, vive in Germania, ha scritto libri molto belli, Un canto, 100 canti, ma anche l'ultimo, Wuhan, una documentario, una sorta di documento sul virus cinese, appunto. Il regime supera Orwell, dice Liao Jiwu, lo ha detto a Caorle l'altro giorno, la tecnologia controlla la vita della popolazione. Quando sono stato rinchiuso in prigione in Cina per aver voluto ricordare la strage di piazza Tiananmen, ho toccato con mano l'inferno e ho tentato 2 volte il suicidio, ma lì ho capito di essere un testimone della storia, per cui ho cominciato a raccogliere i racconti dei prigionieri che erano con me, dice Liao Jiwu, che mostra un foglietto con i caratteri cinesi talmente piccoli da essere quasi illeggibili. Usavo la carta igienica e non ne avevo tanta, spiega lo scrittore, in esilio a Berlino dal 2011. Liao Jiwu è una spina nel fianco della Repubblica Popolare di Xi Jinping a causa dei suoi libri che denunciano i crimini del regime comunista e per i quali ha vinto numerosi premi. In questi giorni era a Caorle per ritirare appunto il premio Luigi Amicone 2023, dedicato al fondatore del settimanale poi mensile Tempi e conferito alle persone che hanno il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. La scrittura diventa la sua missione. Uscito dal carcere nel 94, si separa dalla moglie e dalla figlia per salvarle dalla persecuzione. Vive come un homeless, un randagio, suonando per le strade della natia Chengdu nel Sichuan, dove raccoglie storie di dissidenti. Ma la polizia vigila. Mi portavano via i manoscritti, dovevo ricominciare da capo. Il libro in cui racconto la storia degli orrori che ho subito in prigione, Un canto, 100 canti, l'ho dovuto riscrivere 3 volte, racconta Liao Jiwu. Non volevano assolutamente che uscisse. Poi arrivarono i computer e io salvavo le cose a destra e a manca. Rimprovera ad altri scrittori cinesi, come il Nobel Mo Jian, di essere opportunisti, di non schierarsi. È perché non sono mai finiti in prigione, spiega. Solo quando uno soffre, quello che ho sofferto io, capisce che ti vogliono proprio annientare e cancellare, e allora combatte. Quando gli facciamo notare che la sua premiazione arriva nel giorno in cui il segretario di Stato Blinken è in visita in Cina, allarga le braccia. Qualsiasi cosa gli dica Xi Jinping non è detto che la mantenga. Per esempio nel 2019 è venuto in Italia, sembrava volesse fare chissà quali investimenti, ma appena è scoppiata la pandemia ha fatto dietro front. Sul Covid-19 Liao ha scritto un romanzo documentario, Wuhan, edito da Guerini, in cui accusa la Cina di aver provocato consapevolmente milioni di morti. Perché, spiega lo scrittore, il commercio e i voli internazionali da e per la Cina sono stati lasciati aperti quando Wuhan è stata chiusa, consentendo così al virus di arrivare in tutto il mondo, causando vittime al di fuori del paese. Per Pechino il virus è stata l'occasione di mettere in pratica la più imponente, onnipervasiva, tecnologicamente avanzata forma di controllo su ogni aspetto della vita della popolazione.
Xi Jinping ha superato la fantasia di Orwell in 1984. Risultato? Un paese in cui i cittadini non possono più pensare. I cinesi non sono più uomini, ma macchine. Hanno meno diritti di un cane perché lui può abbaiare, mentre se loro urlano finiscono in una cella. A un certo punto Liao Jiwu si alza e indica le persone che camminano sul lungomare. So che l'Occidente sta tentando di ridurre la dipendenza da Pechino. Qui non vedo nemmeno un cinese, eppure il turismo è florido. Ce la potete fare. Considero Berlino la mia seconda patria, anche se non riesco a parlare tedesco. Tornerei solo se il Sichuan diventasse indipendente. L'Ucraina, li ammiro molto per come combattono, non devono assolutamente essere sconfitti. Un regime malvagio può sembrare potente, ma se si guarda la storia non vale nulla, perché i suoi crimini sono stati tutti registrati e anche se ora ci sentiamo insignificanti nel raccoglierli, la testimonianza che lasciamo alle spalle in termini storici durerà più a lungo di qualsiasi tirannide. Durante la premiazione, lo scrittore cinese, conclude il Corriere della Sera, prende in mano lo xiao, il flauto cinese che ha imparato a suonare in prigione grazie a un anziano monaco. La musica, dice Liao Jiwu, ti dà libertà interiore. Le dittature hanno paura della libertà interiore, dice lo scrittore, e le note si spargono per la sala, racconta il Corriere della Sera da Caorle, festa, anzi premio amicone di tempi.it. Intanto, sempre dalla pagina lombarda del Corriere della Sera, cambiando completamente argomento, il Lecco Calcio torna in Serie B dopo 50 anni. Battuto il Foggia nello spareggio, la città è in festa. Anche il presidente Fontana ha fatto i complimenti, il presidente della Lombardia. Grandissima impresa del Lecco, dice Fontana, un traguardo strameritato, una cavalcata incredibile, complimenti a tutti. Il Lecco dopo 50 anni torna in Serie B. Di nuovo, tornando invece alle pagine nazionali del Corriere della Sera, vi segnalo la rubrica di Sergio Romano, L'ago della bilancia, che riflette oggi sulla NATO e il suo ruolo nel mondo. È ora di ripensarla. L'Alleanza Atlantica è stata per qualche anno la più efficace risposta all'Unione Sovietica e al suo espansionismo, adesso va ripensata, scrive l'ex ambasciatore storico commentatore del Corriere della Sera. Il Fatto Economico si occupa invece di Qatargate, la risposta dell'Unione Europea è una riforma vecchia e inutile. Mazzette a Bruxelles, lobby europee, l'inchiesta sembra ferma, non se ne sa più nulla dal punto di vista giudiziario e la Commissione europea propone regole blande sui lobbisti. Il rischio è che nulla cambi. Il pacchetto di von der Leyen, un nuovo comitato per fissare standard etici condivisi, ma senza reali poteri di controllo e l'adesione resterà volontaria. Insomma, dal Qatargate l'Unione Europea ne esce rimanendo come prima. 7.500 i lobbisti ufficiali accreditati all'Europarlamento per dar voce a imprese, associazioni, stati esteri, 12.000 le organizzazioni iscritte volontariamente nel registro lobby attive sulle istituzioni europee, 48.000 i lavoratori attivi a Bruxelles per conto di organizzazioni che rappresentano interessi economici, sociali e politici. Insomma, un esercitone di lobbisti, diciamo così. Michel Claes è il giudice istruttore belga che sta gestendo l'inchiesta Qatargate, 66 anni, avvocato, giudice, si è specializzato nell'anticorruzione, è autore di romanzi gialli e spesso intervistato dai media e dalle TV del Belgio. L'inchiesta sta finendo nel nulla sostanzialmente, mentre dal Fatto torniamo al Giornale. Vi dicevo delle due pagine curate da Felice Manti, che stamattina sarà ospite qui a Radio Libertà durante Oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin, proprio per parlare di questo tema, la riforma Nordio della giustizia. Il ministro Nordio tiene duro coi pubblici ministeri, il Premier prova a mediare. Meloni vuol tentare di ricucire lo strappo fra il ministro Nordio e l'Associazione Nazionale Magistrati, ma la riforma non si tocca. Anche il numero 2 del CSM, l'avvocato Binelli, bacchetta il sindacato e la degenerazione delle correnti. Per Matteo Renzi è un passo timido la riforma nella direzione giusta. Il nostro voto sarà positivo, dice Renzi. E poi c'è l'intervista sul Giornale a Cateno De Luca, il sindaco di Messina, deputato regionale siciliano, già sindaco di Messina. Io, sindaco d'opposizione, sto col ministro, ho vissuto sulla mia pelle gli abusi giudiziari.
è leader di un movimento politico, Sud chiama Nord. Cateno De Luca ha incontrato il ministro Nordio, riforma sacrosanta, ho subito 2 arresti e sempre sono stato assolto, dice Cateno De Luca, un altro dei personaggi che agitano il centro della politica italiana. Deputato regionale, leader di Sud chiama Nord, già sindaco di Messina e neosindaco di Taormina, ha incontrato il ministro Nordio al festival Taobook proprio a Taormina. Finalmente una cosa concreta da parte di questo governo. Ma c'è anche un'altra intervista di Felice Manti al leader di Magistratura Indipendente, una delle correnti, quella centrista della magistratura. Il sistema è in tilt, senza organici, indagini e giudizi più lunghi. Introdurre più garanzie è una scelta politica. L'inappellabilità si applicherà a tanti processi. Più tutelati estranei e imputati, ma rischio caos nei mini tribunali. Le scelte sono politiche, dice il leader di Magistratura Indipendente Angelo Piraino, parlando della riforma della giustizia Nordio. Le scelte sono politiche, ma nel processo democratico è giusto che la magistratura esprima le sue opinioni per dare un contributo tecnico. Mi dispiace che su questi temi si sia realizzata una frizione col ministro Nordio, ma confido che il dialogo non si interrompa nel rispetto dei rispettivi campi di competenza. Per quanto riguarda l'abuso d'ufficio abolito, l'esperienza concreta registra poche condanne e la tendenza è quella di prevedere ipotesi di reato sempre più specifiche. L'abuso d'ufficio però è una norma di chiusura del sistema dei reati contro la pubblica amministrazione. Va valutato se abrogandola resti scoperto il campo delle devianze nei concorsi pubblici. Confido che possa valutarsi l'introduzione di un'ipotesi più tipizzata, come già fatto nel campo degli appalti. Sul traffico di influenze, è un reato che presenta margini di discrezionalità. Il disegno di legge di riforma li vuole restringere. Viene premiata la collaborazione degli indagati come per la criminalità organizzata con ottimi risultati. Escludere la punibilità di chi collabora è una scelta di valori. Spetta al legislatore trovare l'equilibrio. E poi c'è la questione dell'inappellabilità delle sentenze di primo grado di assoluzione. Nessun allarme, dice Piraino, vi sono limiti già individuati in occasione dell'illegittimità della legge Pecorella. Stavolta l'intervento è più dosato, riguarda i processi senza udienza preliminare, quindi meno gravi, ma la riforma Cartabia ne ha ampliato il numero, il campo di applicazione è vasto. Infine la stretta sulle intercettazioni, anche qui ci sono state già molte modifiche, l'ultima nel 2020. Il disegno di legge Nordio sposta il baricentro verso la tutela di soggetti terzi e limita molto la possibilità di divulgare le intercettazioni, soprattutto impone un'attività di controllo certosino del materiale intercettato. Il messaggio è chiaro: il diritto di cronaca sui processi serve per controllare l'esercizio dell'azione penale, non per raccogliere e pubblicare materiale estraneo al tema delle indagini. Si allungheranno i tempi di indagine? L'aggravio di adempimenti c'è, dice il magistrato Angelo Piraino, leader di Magistratura Indipendente, la corrente, virgolette, centrista dei magistrati. L'aggravio di adempimenti c'è in un settore in cui le risorse sono già al minimo. Confido che venga valutato se le risorse disponibili siano compatibili con l'introduzione di queste nuove garanzie. La giustizia è una macchina che già oggi lavora col motore al massimo e ce lo dicono le rilevazioni europee. Il rischio è andare fuori giri. La scelta del GIP collegiale per definire gli arresti invece del magistrato singolo. 6 occhi vedono meglio di 2, commenta Piraino, ma l'effetto complessivo qual è? Solo per giudicare sulla misura cautelare ci vorranno 11 giudici nei vari gradi di giudizio, più altri 12 diversi dai primi per decidere se l'imputato va assolto o condannato. Siamo in grado di reggere questi numeri? Tant'è vero che questa riforma entrerà in vigore tra 2 anni. 259 assunzioni speriamo possano essere sufficienti. Ultima questione, la misura cautelare. L'obbligo di interrogare l'indagato prima di applicargli una misura di arresto, già previsto per la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio, viene esteso a tutti i reati tranne criminalità organizzata, terrorismo o quelli commessi con armi o violenza. Con un altro disegno di legge si rafforza la tutela nei reati di violenza ai danni delle donne con tempi accelerati per l'emissione di provvedimenti cautelari. Il processo viene dunque modulato diversamente a seconda della tipologia di reato, il che rientra nella discrezionalità del legislatore. Ma bisogna fare attenzione a come tutto ciò impatta sull'organizzazione. Insomma, la macchina si complica. L'avviso di garanzia parlante, l'informazione di garanzia, cioè più dettagliata, è stata pensata per svolgere una funzione di presidio del diritto di difesa dell'indagato.
anche se la narrazione mediatica ne ha dato una connotazione diversa. Così si restituisce all'atto la sua funzione originaria, cioè si mette l'indagato in grado di comprendere i fatti che gli vengono contestati. Apprezzabile evitare che l'atto venga a conoscenza di terzi, ma servono più risorse. Insomma, complessivamente, dice il leader di Magistratura Indipendente, Angelo Piraino, al giornale, nell'intervista a Felice Manti, il disegno mira ad aumentare le garanzie. Vi sono criticità, confido che con il dialogo vengano risolte, ma è essenziale che venga valutato il suo impatto sull'efficienza del sistema giudiziario, perché non si possono fare le nozze con i fichi secchi. Così il leader di Magistratura Indipendente. Vi segnalo rapidamente, sempre dal giornale, a proposito di emergenza immigrazione, la sinistra contro i CPR, i centri di trattenimento per il rimpatrio dei clandestini, ma prima li finanziava quei 72 milioni nel 21, affidati a cooperative spesso finite sotto indagine, con bandi riciclati e con proroghe improvvisate. I numeri: 3 milioni il valore dell'appalto vinto dalla cooperativa Echene per gestire il centro di Gradisca di Isonzo in Friuli Venezia Giulia e via dicendo. Sono i migranti che aspettano di vedere riconosciute o meno le loro richieste d'asilo. Mentre dal giornale c'è da segnalare anche un'intervista di Luca Fazzo a Luigi Pagano. Luigi Pagano è stato a lungo direttore del carcere di San Vittore e poi provveditore delle carceri in Lombardia. Si parla di Renato Vallanzasca, è un personaggio fuori dal tempo, esca dal carcere, è anziano, è cambiato. Secondo l'ex direttore di San Vittore, lasciare Vallanzasca in carcere è accanimento. Quella malavita non esiste più. E poi oltretutto lui ha perso anche un po' di stabilità mentale, mentre c'è una scelta che la Svizzera ha fatto in un referendum per salvare i ghiacciai. Domenica gli elettori si sono espressi, ieri gli elettori svizzeri si sono espressi favorevolmente nella consultazione popolare per introdurre una legge sulla neutralità climatica. Col 59,1% dei sì è passata la proposta di raggiungere in Svizzera zero emissioni, cioè l'equilibrio tra quelle nocive di origine antropica e quelle rimosse dall'uomo su tutta l'anidride carbonica entro il 2050. Approvata anche una tassa del 15% sulle grandi imprese. Sì ghiacciai, no multinazionali, sintetizza il giornale. La scelta rossa della Svizzera. Il fronte del no sosteneva che le energie rinnovabili deturpano il paesaggio. A spingere i cittadini elvetici verso il sì al referendum anche la recente serie di anni molto caldi, scrive il giornale. A proposito di giustizia di carceri, sul quotidiano nazionale, Giorno, Nazione, Resto del Carlino, un servizio, pagina 18, sulle carceri che scoppiano, oltre 9.000 detenuti in più, celle da 3 metri quadrati, anche questa è violenza. Il rapporto dell'associazione Antigone, in Europa solo Cipro e Romania peggio dell'Italia. Sul Tempo di Roma invece c'è un dettagliato articolo firmato da Alessio Buzzelli sulla questione dell'Expo 2030 a Roma, ma anche il treno ad alta velocità e la questione dell'immigrazione, cioè la missione francese di Giorgia Meloni. Domani il Premier è a Parigi, si lavora a un incontro con Macron all'assemblea del BIE, il Bureau International de l'Exposition, che attribuirà all'Expo. Il governo italiano sosterrà la candidatura di Roma all'esposizione universale, giusto appunto. E il governo italiano vuole anche rassicurazioni sui lavori per il treno ad alta velocità, il TAV, per completare la tratta transalpina. Poi c'è la riforma del patto di stabilità, cioè le regole di finanza pubblica europea. I due paesi, Francia e Italia, devono far fronte comune contro l'asse del nord per modificare le regole dell'Europa. Su Repubblica invece c'era il lungo reportage che abbiamo citato prima in apertura da Sfax in Tunisia, la testimonianza esclusiva raccolta da Leonardo Martinelli di un trafficante. Pronti 30 barconi da Sfax per l'Italia. Questo è il mio business. Repubblica ha incontrato uno dei passeur più influenti della città. Ci ha raccontato come funziona l'industria delle partenze. Abbiamo già i clienti per agosto, dice questo simpatico 29enne che è al vertice di una delle organizzazioni illegali che gestiscono le traversate dei migranti verso l'Europa. Il viaggio può costare fino a 5.000 euro a testa, un affare intorno al quale girano tangenti e su cui investono anche i colletti bianchi.
Ho paura, certo, dice il trafficante, ma con tutti i soldi che ho fatto, se mi arrestano pagherò qualcuno e uscirò. Qui la gente è strozzata, nessuno può fermare l'Arca. Chi non ha il denaro può partire gratis, ma deve portarci almeno 5 clienti. Se ci saranno problemi dovrà essere il primo a saltare in mare. Con gli altri passori individuiamo chi possiamo corrompere e chi no nella polizia, perché chiuda un occhio sui controlli in mare e a terra, dice il trafficante 29enne di cui Repubblica raccoglie le opinioni. Sulla questione della giustizia, invece, sempre su Repubblica, l'intervista al sottosegretario di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro delle Vedove. Lo diremo all'Europa, l'abuso d'ufficio all'Italia non serve, è una riforma liberale, con l'Associazione Nazionale Magistrati vogliamo dialogo, ma le critiche non siano pregiudizi. E sempre in tema di giustizia e politica, Repubblica anticipa con Lirio Abbate la possibile uscita di un libro su Berlusconi e l'ultimo ricatto dei fratelli Graviano e del gelataio di Omegna, l'amico di Giletti, Salvatore Baiardo. Il boss mafioso si serve del suo factotum, cioè il Baiardo, per mandare messaggi. L'editore Urbano Cairo convocato dai PM sul caso Giletti, ma non si presenterà per un impedimento. Vuoi vedere che esce il libro? L'ultimo ricatto dei Graviano su Berlusconi. E poi c'è sulla pagina degli esteri di Repubblica, nella sezione esteri di Repubblica, il reportage da Odessa, la lunga estate della città di Odessa, la controffensiva è lenta e conviviamo con la paura. Dicono i cittadini, troppi veleni in mare, niente bagni. I missili di Mosca puntano anche al morale dei cittadini, scrive Repubblica. Ci fermiamo. Qui Parlamento. E rieccoci in onda e dovremmo essere in collegamento, anzi siamo in collegamento come tutti i lunedì con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo, buona settimana. Allora, abbiamo appena finito di leggere alcuni articoli dedicati a quello che sarà uno dei temi, credo, delle prossime settimane, però prima di questo, la riforma della giustizia, sto parlando di questo, prima di questo però ti chiedo come al solito di illustrarci gli appuntamenti principali di questa settimana alla Camera dei Deputati, i lavori dell'Assemblea o eventualmente di commissione dal 19 al 23 giugno, insomma questa settimana entrante. Sì, ma guarda, questa settimana il provvedimento principale sarà la conversione del decreto omnibus, quindi un provvedimento sulla pubblica amministrazione che va a modificare una serie di norme sempre utili anche all'attuazione del PNRR per velocizzare le procedure. E poi abbiamo il proseguo della mozione del PD sul PNRR, riprendiamo il testo unico sulle professioni educative, dovrebbe essere in calendario anche la mia proposta di legge, quella per la commissione d'inchiesta sul Covid, anche se penso che svilupperà perché la precedenza ce l'avrà appunto la conversione del decreto. E poi dovremmo avere anche l'elezione di 2 segretari d'aula, perché ci sono 2 segretari d'aula che hanno cambiato ruolo e si sono dimessi, quindi sono uno dei Fratelli d'Italia e uno del PD, e quindi sarà necessario eleggerli. Questo è un po' il calendario della settimana. Bene, per quanto riguarda invece la riforma della giustizia, ti faccio subito una domanda che deriva dalla lettura del Corriere della Sera di oggi. È vero che la Lega è più prudente, invoca più prudenza per non irritare troppo i magistrati dell'Associazione Nazionale Magistrati?
Qualcun altro invece parla di una riforma della giustizia fin troppo blanda. Come stanno le cose dal tuo punto di vista? Allora, no, gli articoli di questo disegno di legge sono assolutamente condivisibili in toto, nel senso che sono tutte riforme infatti in senso garantista, cioè vanno nella direzione di aumentare i diritti del cittadino, indagato e imputato, quindi il fatto di non poter pubblicare le intercettazioni che non vengono utilizzate per un provvedimento del giudice, piuttosto che il cancellare l'abuso d'ufficio o di limitare il traffico di influenze, sono tutte cose che erano nel programma del centrodestra e della Lega, quindi assolutamente siamo d'accordo. È evidente però che questa non è la riforma della giustizia, insomma, questo è, diciamo, una piccola riforma su alcuni aspetti importanti, ma la riforma della giustizia è cosa ben più ampia e più complessa. Quindi diciamo che sorprende che ci sia già questo scambio al fulmicotone tra il governo e l'Associazione Nazionale dei Magistrati su delle modifiche così ristrette. Consideriamo che qua non c'è la separazione delle carriere piuttosto che altre cose, o la responsabilità civile dei magistrati, che sono cose su cui lo scontro sarà davvero duro. Ecco, diciamo che se il livello di scontro è già così alto per queste piccole modifiche normative, insomma, è abbastanza preoccupante. Ecco, però questo non significa che non siamo d'accordo, siamo assolutamente d'accordo nel merito. Sorprende che la magistratura assuma questa posizione anche su delle modifiche che oggettivamente sono delle modifiche non così incisive, ecco, sul sistema generale. Ecco, utile precisazione. Intanto salta un po' di palo in frasca, Riccardo, ma è tipico anche del fatto che veniamo fuori dalla rassegna stampa e abbiamo diversi spunti, peraltro che si ricollegano a ragionamenti che abbiamo fatto in maniera più approfondita nel corso di tutte queste settimane. Mi riferisco per esempio all'utilizzo dei fondi europei, PNRR in primis, e tutta quella quantità di fondi anche ordinari che sono affluiti all'Italia. Oggi c'è una prima pagina piuttosto stimolante, interessante, come sempre devo dire quelle curate da Marino Longoni per Italia Oggi 7. Il focus di oggi viene da una serie di dati elaborati dall'Eurostat e dall'Istat che colpiscono sicuramente. Chiedo un tuo punto di vista perché hanno a che fare proprio con l'utilizzo di queste risorse, ingenti o sì o meno che siano, reali o meno che siano. Sul PNR abbiamo detto tante cose, però sta di fatto che negli ultimi 20 anni non c'è stato alcun risultato per quanto concerne gli investimenti nel mezzogiorno d'Italia. Dice l'Eurostat, dice l'Istat e sintetizza Italia Oggi 7 stamani. In poche parole abbiamo speso qualcosa come 1.000 miliardi, sono stati spesi bene o male, e io faccio fatica a immaginare dove siano finiti 1.000 miliardi dal 2000 a oggi, oltre 300 miliardi sono nel periodo 2021-27, senza alcun apprezzabile risultato, perché la politica di coesione europea ha fallito i suoi obiettivi. Se questa è la norma, lo standard, come facciamo a gestire una cosa in più come il PNRR? Infatti sulle politiche di coesione avrete letto nelle settimane passate la polemica nei confronti di Fitto, perché Fitto, conoscendo questi numeri, ha convocato le regioni interessate dai fondi di coesione, che poi sono le regioni del sud, e sta cercando di dare una nuova impostazione alla gestione dei fondi, cioè vuole dare una gestione centralizzata a livello governativo, visto che i dati dimostrano che c'è un'incapacità di quelle regioni di spendere i fondi. Ovviamente mandando tutte le furie ai governatori delle regioni del sud, però è una presa d'atto di quella che è la situazione, e devo dire per lo stesso motivo hanno pagato dazio sul PNRR anche le regioni virtuose come le regioni del nord, perché il PNRR non passa dalle regioni. Quindi visto che c'erano questi dati, diciamo, allarmanti e noti da tempo sulla gestione dei fondi di coesione al sud, sul PNRR si è scelto di non passare attraverso le regioni per l'attuazione, se non nella selezione dei progetti, nel senso che le regioni hanno fatto da filtro rispetto ai progetti dei comuni o ai progetti insomma che avevano anche le regioni stesse, ma che hanno passato agli ministeri competenti, proprio perché c'era questa diffidenza verso la capacità delle regioni di spendere a fronte dei dati che hai citato. Però siamo sempre le solite, insomma. Infatti quando parliamo di autonomia ricordiamoci sempre che l'autonomia vuol dire permettere a chi è capace e chi è in grado di fare le cose di farle, e chi non riesce non sarà obbligato ad attuarla. E questa fotografia che danno queste organizzazioni del paese è molto chiara su chi è pronto ad avere l'autonomia e chi no.
Ecco, ma questa massa incredibile di soldi, 1.000 miliardi dal 2000, impiegate, dice il rapporto, sono impiegate, vuol dire spese, vuol dire utilizzate, dove sono finite? Perché la cifra fa impressione comunque, no? Si tratta di cifra teorica o di cifra realmente elargita e spesa, in qualche modo? In teoria io non ho letto il report onestamente, quindi quello che mi dici te, in teoria dovrebbe essere una cifra. Impiegati vuol dire che sono stati impiegati, quindi sono stati investiti Sì, in qualche esatto. modo. Bisogna capire poi come e dove, però noi abbiamo anche il problema che bisogna sempre ricordarci che la parte di fondi che tu non spendi e poi vengono ridistribuiti, cioè tornano all'Unione Europea che distribuisce ai paesi che spendono di più, e mentre invece se tu sei una regione che ha la capacità di spendere tutti i fondi, puoi far parte di quelle che nel riparto di chi non ha speso dei soldi che non hanno speso gli altri ne prendi un po'. Quindi queste sono le regole, quindi non spenderli poi è anche un problema dal punto di vista economico, perché sono soldi che si vanno a perdere rispetto agli investimenti sul territorio. Ecco, Riccardo, un altro numero che mi ha colpito stamattina ce lo dà il Sole 24 Ore in prima pagina e riguarda le richieste di lavoratori extracomunitari presentati dai datori di lavoro rispetto a quelle a disposizione con il decreto flussi 2022 del governo. Le richieste dei datori di lavoro sono il quadruplo dei posti messi a disposizione, quasi 300.000 richieste. Come si gestisce il tutto? Beh, allora, sicuramente il decreto flussi, l'ultimo che si è inserito nel decreto Cutro, serve proprio a riadattare, diciamo, l'apertura, diciamo, delle frontiere ai lavoratori stranieri in base alle richieste dell'industria, delle imprese, perché si prevede che il decreto flussi sia triennale e nei 3 anni possa essere riaperto e possano essere ampliate le quote in base alle richieste del mercato. Quindi diciamo che lo strumento normativo per aprire sicuramente c'è in questo momento. Il problema è avere poi gli accordi con i paesi d'origine per trovare questa manodopera selezionata e qualificata, perché quando si parla di decreto flussi non si parla dei barconi che arrivano sulle coste di Lampedusa, quelli sono clandestini, si parla di immigrazione regolare. L'immigrazione regolare dovrebbe prevedere da una parte l'apertura delle frontiere con il decreto flussi, dall'altra un paese di partenza che collabora con le ambasciate italiane e seleziona, diciamo, la manodopera, il tipo di personale lavoratore che serve all'economia italiana. Si fa poi i contratti e uno può arrivare in Italia, cioè questo prevede la Bossi-Fini, questo prevede il decreto flussi. È complicato, sì, c'è da dire però che insomma il governo sta facendo un buon lavoro, perché anche tutta la politica estera che sta facendo la Meloni con gli incontri in Tunisia servono, e in Libia servono a questo fondamentalmente, preferisco la Tunisia, a creare un rapporto per cui la Tunisia blocchi le partenze dei clandestini che vengono un po' usati, diciamo, come arma di pressione politica sull'Europa per ottenere il famoso finanziamento del Fondo Monetario Internazionale che in questo momento è bloccato, che servirebbe alla Tunisia. Quindi da una parte l'Italia sta aiutando la Tunisia in questa parte, dall'altra loro cercano di limitare l'immigrazione e dovrebbero avviare questo percorso di collaborazione per selezionare, diciamo, gli immigrati alla partenza, quindi dalle coste nordafricane e non qui. Questo è il lavoro che sta cercando di fare, che serve a tutelare la legalità dell'immigrazione, serve anche a dare risposte alle imprese che cercano manodopera. Riccardo, altro tema lo prendo da un articolo interessante sul Fatto Quotidiano. Noi siamo molto bravi a spararci addosso, a dipingere l'Italia come un paese del cavolo, no? Però la vicenda Qatargate mi sembra che illustri che anche in Europa non se la passano molto meglio. Lì c'è un Di Pietro del Belgio, come è stato nominato, un giudice, quello che stava gestendo l'inchiesta, la sta gestendo sul Qatargate, ma l'inchiesta è ferma e la Commissione europea ha tratto da tutta questa vicenda nuove regole che sono all'acqua di rose e dire un eufemismo, cioè nuove regole che non cambiano niente, i lobbisti rimangono quelli che erano, insomma l'indagine è a zero, il giudice va in televisione, è il Di Pietro belga e l'Unione Europea non ha tratto insegnamento da nulla. Mi sembra una bella storia quella del Qatargate, no? Beh, più che altro si è aperto il vaso di Pandora su qualcosa che potevamo già sospettare tutti da tempo, nel senso che alcune scelte dell'Unione Europea che fossero assolutamente, diciamo, non perfettamente in linea con i principi che si volevano portare avanti, ma più condizionati magari dalla spinta di qualche paese straniero, era abbastanza evidente. Il lobbismo all'interno dell'Unione Europea è assolutamente normato, quindi
i lobbisti al Parlamento europeo ci sono sempre stati, sempre ci saranno, anche perché banalmente c'è un giro economico di gente che ci lavora dentro che credo sia difficile smantellare da un giorno all'altro, onestamente. Diciamo che Bruxelles come città vive di questo, no? Quindi la vedrei complicata. Il punto è che si può fare lobby anche in maniera corretta, nel senso che il lobbista in teoria è quello che dovrebbe cercare di condizionare le scelte dei gruppi parlamentari, dei singoli parlamentari, ma ci sono anche modi leciti di farlo, cioè bisognerebbe farlo in maniera lecita, quindi l'attività di lobbying cancellarla non si può fare perché sarebbe illiberale, però è una cosa diversa dalla corruzione, ecco. Quindi anche su quello mi aspettavo che cambiassero più di tanto le regole, perché comunque nel sistema del Parlamento europeo, visto il tipo di provvedimenti, visto la complessità, perché si toccano interessi di diversi paesi, eccetera, quel tipo di attività ci sarà sempre di lobbying. Il punto sta Riccardo, fare lobbying non vuol dire dare sacchi di soldi. Ecco. Certo, abbiamo meno di un minuto e non è il tempo utile per affrontare un argomento pesante come questo, ma te lo cito lo stesso perché oggi in apertura, in prima pagina, La Stampa di Torino mette una questione che riguarda la grande fuga dei medici dagli ospedali pubblici, dalla sanità pubblica. Sono numeri in aumento negli ultimi 3 anni, altri 10.000 medici sarebbero pronti a lasciare o a ridurre le ore nel pubblico. Ecco, più in generale non mi sembra che sul tema della sanità, no? Dopo i 2 anni o 3 Covid, ci sia una particolare enfasi, una particolare attenzione, ma non mi pare nemmeno che la sanità stia benissimo mediamente, neanche nelle regioni migliori. C'è molto da fare, è la sensazione, e però c'è poca attenzione al momento, o no? Sbaglio? No, questo è secondo me è il tema principale, perché noi stiamo vivendo una situazione assurda in cui la sanità pubblica sta depauperando, per colpa del libero mercato, cioè per il fatto che un medico, c'è un sistema oggi per cui un medico che vince un concorso in ospedale poi trova più conveniente andare a lavorare per una cooperativa, per una società privata e magari tornare a lavorare nello stesso ospedale come prestatore d'opera, quindi con le ore pagate a un prezzo molto più alto perché l'ospedale è costretto a fare un contratto con la cooperativa e la cooperativa gli presta il personale. E questo è un sistema che ormai è fuori controllo in tutta Italia e il governo però ci ha messo mano perché il decreto bollette o il decreto Schillaci ha previsto la limitazione dell'utilizzo delle strutture pubbliche a personale esterno, dando un anno di tempo massimo per usare questi contratti e quindi questo disincentiverà comunque chi lavora nel pubblico ad andare nel privato perché il rischio è che se ci si licenzia dal posto pubblico se va nella cooperativa privata sapendo che poi il pubblico non può più richiamarti a lavorare, rischi di non lavorare. Quindi su questo ci si è messi da una pezza, poi si è lavorato anche per implementare i medici e gli infermieri stranieri che possono lavorare in Italia riconoscendo i titoli universitari con procedure più semplificate. Si sono date nuove regole per gli specializzandi per poter dopo il 3° anno iniziare già a lavorare in ospedale nei pronti soccorsi. Il problema, quindi le cose si stanno facendo per far fronte al problema, la questione è che non ci si è occupati di questa situazione per tanti anni e un medico non viene prodotto per decreto, cioè ci vorranno 10 anni per recuperare la situazione, per trovare nuovi medici e tornare nei ranghi, quindi in questo momento bisogna mettere dei tamponi come si sta facendo perché purtroppo la situazione è quella che è descritta. Bene, allora io ti ringrazio Riccardo Molinari come tutti i lunedì, buona settimana Riccardo e Grazie Giulio, un saluto a tutti. Qui